il procedimento della filatura era questo, che si è tagliato, dobbiamo aggiungere. Infatti la nonna, io ho visto che cucina sempre queste cose di peli, di... Sì, ma facevano materassi con la... ma erano molto più piatti e più... materassi, cuscini. Sì, cuscini, io mi ricordo i cuscini. Solo che per i cuscini bastava lavorarla poco poco, togliere le impurità, invece per la... A ciuffetti. A ciuffetti, sì. Invece per la filatura occorreva caldarla bene. Hai visto come si sta il filo? Man mano che si stringe il filo si avvolgeva più. Man mano che si avvolgeva si girava così nelle... Lei ancora lavora, cioè, fa questo mestiere? No, guarda, lo faccio per dimostrazione quando mi chiamano, perché questo filato adesso non lo stiamo usando. Però prima sì, perché l'orbace era una necessità. Facevano anche i maglioni. Ma di Assara, sì. Dove sei? Di Assara? Dillo. Di Assara. Ti porto a un po' con me, ci puoi venire. Viene anche mamma e babbo. Sì, sì. Guarda che brava, guardate com'è brava, ma è brava. Guardate com'è. Sei solo in campo. Auro, tu mi devi mandare il filo, guarda che brava. No, me la dovete... Andiamo a foto, Aurora? Sì, Non sì. devi raccoglierla da te, da Aurora. Domani le faccio vedere la foto a Tiziana Sedda, che è una mia amica. Vero? Speciale. Guarda che brava. Guarda. Che brava che sei, Aurora. Le cose si imparano, come dicevano alcuni, impara l'arte e mettila da parte, no? Ti può sempre servire. Mantieni, dammi il filo. Ho fatto il rotolino.